Tutti hanno paura, sì, nelle zone qua hanno tutti paura perché sono stati, qua a Cappelletta sono stati varie volte entrati anche con gente a casa, sono tutti terrorizzati. Se a Cappelletta di Noale molti residenti non si sentono tranquilli da tempo, dopo quanto accaduto sabato sera poco dopo le 23 a una famiglia residente in via Santa Margherita, la paura è cresciuta. A raccontare la serata di terrore la donna che insieme alla sua famiglia ha vissuto momenti di angoscia. Mio figlio che si rivolge, che vede l'entrata del portoncino proprio da disteso dal letto, chiama con una voce e dice papà. Da come l'ha detto ho capito, ho intuito, stessa cosa mia figlia ha sentito la voce e ci siamo subito arrivati in entrata, siamo subito arrivati davanti al portoncino. Mio marito si vedevano le ombre da fuori. A separare i quattro dai malviventi solo il portoncino d'ingresso a vetri, mentre la figlia della coppia chiamava i carabinieri. Mio figlio tutto a un tratto vedendo ha detto: "Sono ancora là, non sono andati via", ha cominciato a dare 2 pugni al vetro. Ha dato 2 pugni al vetro e si è girato e ha cominciato a prendere un sacco di sangue che pensavo, da dove ho visto i tagli, ho detto pensavo il peggio. Solo una volta in ospedale è stato chiarito che le vetrate non le aveva sfondate il quindicenne. Io l'ho battuto: "Ma chi ha sfondato il vetro?" "Non sono stato io, è stato il pugno che è entrato." Ho detto: "Ma scherzi?" Ho detto: "Il pugno? Perché hai visto il pugno?" "Certo che l'ho visto, era dentro." Ho detto: "Ma noi che eravamo dietro non l'abbiamo visto il pugno, perché lui è proprio davanti al portoncino qua." Quindi non ha e mi ha descritto il pugno. Nel frattempo c'era, 'ste persone e l'altro che c'era, aveva una pila piccolina che puntava dentro, ovviamente sulla serratura per aprire la serratura, e secondo noi l'intento era di venire dentro anche quando noi eravamo dentro. Nemmeno la presenza dei quattro familiari sembrava farli demordere. Quello è la cosa più spaventosa. Loro in ogni caso cercavano di entrare in tutti i modi e dopo non so, molto probabilmente siccome ci sono stati dei schizzi di sangue anche esternamente, si son fatti male anche loro, oltre che mio figlio parecchio. Seppure sotto shock, il ragazzo, che si è dimostrato coraggioso nel proteggere la propria casa e la propria famiglia, è tornato a scuola, dove avrà un supporto psicologico per superare il trauma. I ladri, che non hanno mai parlato, sembra fossero in due, sarebbero entrati dal cancelletto e fuggiti dopo aver tentato di entrare in ogni modo. La famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri, mentre indagano anche per capire se le telecamere abbiano ripreso qualcosa. Esprimo massima vicinanza e massima solidarietà alla famiglia. Noi come amministrazione dobbiamo cercare di prevenire, di migliorare tutte quelle condizioni che prevengano questo tipo di eventi criminosi. L'illuminazione, il maggiore pattugliamento da parte della Polizia Municipale, che sta avvenendo da un paio di mesi come Polizia Municipale del Comune. Sono aumentate le pattuglie anche da parte dei carabinieri.